Lunedì 22 gennaio, a Conegliano, è stata inaugurata la Bacheca del Riuso, il primo mercatino dell'usato in house del Veneto. All'evento hanno partecipato le autorità locali e il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Picchin Fratin. Mi rendo conto di quello che è il percorso, no? Io sono qui per prendere atto e per un plauso, perché è qualcosa di importante, è stato detto, è importante a livello sociale, perché certamente permette di essere vicino a esigenze che stanno emergendo anche rispetto a una forbice economica e sociale che si sta allargando in questo momento. E è importante a livello economico, ma è importante a livello educativo, di percezione, perché comunque il passaggio a un modello di società a forte consumo, come comunque la nostra, perché fortunatamente siamo in Europa, fortunatamente siamo in quelle realtà che possiamo definire a livello mondiale, che dall'altra parte al rovescio della medaglia di una serie di quello che possiamo definire lo spreco. La Bacheca del Riuso è un progetto unico a livello nazionale, incentrato su obiettivi ambientali come la riduzione dei rifiuti e la promozione dell'economia circolare. Oltre alle numerose sinergie attuate, il mercatino si distingue per i suoi significativi scopi sociali e educativo-didattici.